Giusto per dare un po' di contesto a chi non avesse visto i 2 video precedenti, quanto segue sono gli ultimi giorni in Nepal prima di proseguire il mio viaggio verso l'India e rientro a casa di papà, dopo aver completato il trekking del circuito dell'Annapurna e del campo base dell'Everest. Inoltre mi sentirete spesso parlare di Tamel o Tamel, ovvero il quartiere turistico di Kathmandu, spesso identificato come il centro città. Il posto è davvero carino e penso meriti la visita, ma diciamo che la vista su Kathmandu non è altrettanto entusiasmante, anzi c'è una vera e propria capa. Dopo aver passato l'intero pomeriggio a guardare Game of Thrones per evitare spoiler, siamo finalmente usciti. Adesso siamo a Durbar Square, che sarebbe la piazza principale di Kathmandu. Purtroppo è stata devastata dal terremoto e i segni si vedono ancora, però resta comunque un luogo affascinante. Pazzia di Kathmandu in gorghi surreali. Continua l'esplorazione di Kathmandu, questa volta siamo al Pashupatinath.
Abbiamo camminato 2 km circa fino alla Buttinata Stupa. Qui probabilmente si conclude la nostra mattinata. Anche in questo caso penso ci fosse da pagare l'entrata, ma come sempre abbiamo preso una viuzza secondaria e niente, siamo dentro. Questa è la stupa. Patandur Bar doveva essere l'ultima attrazione prima del rientro a casa di papà domani, ma diciamo che c'è stato qualche problema logistico. La piazza non è illuminata, quindi non riesco a mostrare più di tanto. Probabilmente tornerò nei prossimi giorni. Sono tornato a Patandur Bar, questa volta con la luce del giorno, e devo dire che fa un altro effetto nonostante le impalcature siano un po' ovunque. Tra 2 giorni vado in India, quindi ho approfittato dell'ultima giornata disponibile per visitare il quartiere di Kirtipur. Si trova solo a 7 km da Tamil, ma stranamente non è per niente turistico, eppure ci sono un sacco di cose fighe da vedere. La cosa più bella di questo quartiere è che praticamente non c'è traffico. Dopo quasi 2 settimane passate a Tamil, è davvero una bella sensazione. Qualunque cosa fosse era deliziosa. Ora me ne torno a Tamil e tra 2 giorni vado in India, quindi penso che qui si concluda il video dedicato a Kathmandu e ci vediamo in India.